Agragas penalizzato per il presidente Alessi, un'ingiustizia, ma dichiara ricorreremo in appello. Dopo le decisioni del Tribunale federale, sezione disciplinare che penalizza l'Agragas di 3 punti da scontarsi nella stagione in corso e la sanzione con un'ammenda di 4.500 euro, il presidente Alessi dichiara: è un'ingiustizia che ci costringerà a presentare il dovuto appello utile a farci riconoscere la totale serenità ai fatti contestati. Sono amareggiato ma fiducioso. Amareggiato perché tutte le richieste della Procura federale sono state notevolmente ridotte, in alcuni casi azzerati, mentre alla nostra società hanno tolto solo un punto. Andremo avanti, continua Alessi, consapevoli che attraverso i nostri legali sapremo affermare i nostri valori sportivi, improntati sulla correttezza e lealtà. Sono fiducioso e attenderemo ancora qualche mese prima di avere riconosciuta la nostra lineare condotta sportiva. Come si ricorderà, la sentenza della FIGC deriva da quello che è stato un vero e proprio terremoto che ha investito il calcio siciliano e in particolare il calcio scommesse, da cui è scaturita dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, denominata Dirty Soccer. In particolare sono l'Agragas e il tecnico del Messina Arturo Di Napoli ad essere interessati dalla sentenza emessa a Roma dai giudici federali. Alla formazione agrigentina sono stati comminati 3 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato. Pesante la condanna nei confronti dell'allenatore del Messina, al quale è stata confermata la sentenza inflitta in primo grado. Per Di Napoli 4 anni di squalifica con la multa ridotta a 35.000 euro, prosciolta invece la società messinese Due Torre. Intanto si è chiuso ieri il mercato acquisti, l'Agragas ha ufficializzato quello di Andrea Del Rossi, difensore, al termine dell'incontro con il Cosenza, vinto per 1-0. Torno ad Agrigento qui con una voglia matta di giocare, perché ultimamente durante questi mesi non ho avuto la possibilità per vari motivi, non so nemmeno quali sono tutti. E ho una voglia veramente impressionante di fare bene, di giocare, di mettermi a disposizione di questo gruppo che oggi ho visto insomma, una grande squadra con una grande voglia di riscattarsi. Io all'Agragas posso dare tanto impegno, tanta forza, tanta volontà e non lo so, speriamo di fare delle grandi cose come ogni anno, di salvarci al più presto. Insomma. La presenza di Rigoli ti ha convinto a venire alla revisione? Sicuramente mi ha convinto moltissimo, come ho detto prima in conferenza, ho un grande rapporto con il mister, ho molta fiducia in lui e diciamo, è stato il mio maestro, è stato il mio primo mister che mi ha lanciato insomma, nel calcio dei grandi. Gli devo molto a lui e insomma, sono corso subito qui ad Agrigento.